Buongiorno, le principali notizie. Scandalo sanità al giorno di Totò Cuffaro, che qualche minuto fa davanti al Tribunale di Palermo prima dell'interrogatorio dice fiducia nella giustizia. Durato quasi 2 ore l'interrogatorio invece di Saverio Romano, il coordinatore di Noi Moderati, ha respinto ogni addebito. I deputati regionali di PD e Movimento 5 Stelle controcorrente in ritiro nell'abbazia di San Martino delle Scale, nel Palermitano, riuniti per discutere della situazione politica regionale e della finanziaria. Palermo, la lite tra donne finite a colpi di pistola nel quartiere di Ballarò porta a 3 arresti, l'agguato nato per motivi passionali. Lavoro nero e multe nel Ragusano, 7 persone denunciate tra imprenditori e committenti, elevate sanzioni per 118.000 euro anche per gravi violazioni sulla sicurezza. A Messina, presidio dell'Unione Inquilini insieme ad universitari e Sunia per l'emergenza abitativa in città, un fenomeno che si incrocia con la mancanza di alloggi, soprattutto per gli studenti fuori sede. Buongiorno, eccoci, benvenute e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Dunque a Palermo ci occupiamo ancora dell'inchiesta sulla sanità e lo scandalo sulla sanità il giorno di Totò Cuffaro, che fra pochi minuti sarà interrogato dai magistrati. Per questo ci colleghiamo subito con Marco Gullà, che è da Palermo, che è proprio davanti al Tribunale. Buongiorno Marco. Buongiorno Giussi, buongiorno a tutti. Alle 9:20 circa Totò Cuffaro appunto è arrivato qui al Tribunale di Palermo per rendere davanti al GIP sull'inchiesta a sanità e appalti. La Procura di Palermo per lui e altri 17 indagati ha chiesto gli arresti domiciliari. Dovrà ovviamente rendere davanti al giudice e soprattutto ribattere alle contestazioni ai capi d'accusa che ovviamente sono emersi durante questa inchiesta. Non ha voluto rilasciare dichiarazioni, soltanto prima di accedere al tribunale ha detto sono fiducioso nella giustizia. Vedremo se al termine ovviamente dell'interrogatorio Totò Cuffaro parlerà con i tantissimi giornalisti che vedete anche alle mie spalle, che appunto attendono una dichiarazione da parte dell'ex governatore siciliano. Ieri invece è toccato a Saverio Romano, ma direi, se la regia è pronta, anche di far vedere questa clip appunto con l'arrivo di Totò Cuffaro al Tribunale di Palermo. Racconti almeno il Totò Cuffaro oggi che sta andando all'interrogatorio con questa nuova inchiesta, almeno ci dica come sta avvenendo questo momento. Fiducioso nella giustizia. E beh, questa però è la frase tipica che si dice sempre, lo sa meglio di noi, no? Ci dica solo se risponderà. Scusate. Lo risponderà o no? Ci vedremo dopo. Ci vediamo dopo. Era quindi Totò Cuffaro fiducioso nella giustizia, soltanto queste le dichiarazioni appunto rese alla stampa da parte dell'ex governatore. Ovviamente ci riaggiorneremo più tardi nel corso dei nostri TG. A voi. Grazie Marco, ovviamente appunto maggiori notizie ne avremo nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Intanto è finito nel tardo pomeriggio l'interrogatorio di Saverio Romano, dunque restiamo sempre nell'inchiesta degli appalti truccati, appunto avvenuto ieri pomeriggio. Sentiamo cosa ha detto Romano. È durato poco più di 1 ora e mezza l'interrogatorio preventivo di Saverio Romano, il leader di Noi Moderati, indagato nell'inchiesta sugli appalti pilotati che vede coinvolto anche Salvatore Cuffaro. All'uscita dal tribunale del capoluogo ha ribadito Romano di avere chiarito la propria posizione. Ho trovato qualche difficoltà ad un collegamento tra quello che è il capo di imputazione e i fatti così come si sono verificati. E però l'abbiamo spiegato il perché. Ho dovuto dire alcune cose che mi risultano personalmente e altri facendo un'esegesi di intercettazioni che non sono mie. Non c'era nessun patto tra me e questi signori, prosegue Romano, riguardo ciò che gli viene contestato, ovvero la segnalazione di un imprenditore vicino per un appalto all'ASP di Siracusa. Non è accaduto, non c'è stata nessuna possibilità che potesse accadere, perché ab origine non c'era nessun patto tra me e questi signori, ovviamente, e quindi non ci poteva essere, posto che non c'era il patto, nemmeno una ricaduta sul patto. Gli interrogatori si chiuderanno domani. Alle 9:30 toccherà all'ex governatore Salvatore Cuffaro.
E ci sono anche le opposizioni, in ritiro all'abbazia appunto i deputati di 5 Stelle, PD all'Ars, l'unico esponente di Controcorrente Ismaele Laverdera, proprio perché si confronteranno alla ricerca di una strategia comune alla luce appunto di questo scandalo che ha coinvolto anche la politica. Sentiamo Manlio Viola. In ritiro in una abbazia lontano da tutto e da tutti. I 23 deputati dell'opposizione in Assemblea regionale siciliana a San Martino delle Scale nel Palermitano, nell'abbazia nota non solo per la sua storia ma anche perché i monaci sono ormai diventati piccole star della TV con le loro ricette di una volta. I deputati del Movimento 5 Stelle, del Partito Democratico e l'unico deputato di Controcorrente Ismaele Laverdera si confronteranno per decidere quale sia la strada migliore per proseguire e dare forza all'azione di opposizione al governo Schifani. Coscienti di non avere voti sufficienti per una mozione di sfiducia e tantomeno per un autoscioglimento dell'Ars, dunque non potendo andare ad elezioni anticipate, i deputati si confronteranno per evitare di andare in ordine sparso come è successo nelle ultime settimane, fatte di annunci e di niente di concreto. Vogliamo offrire alla Sicilia e ai siciliani un'alternativa a questo modello fallimentare di governo del centrodestra, ha detto arrivando il coordinatore 5 Stelle Nuccio Di Paola, che è anche vicepresidente dell'Ars. Ma alla domanda diretta sull'eventualità di elezioni anticipate glissano tutti, lui compreso. Sul tavolo ipotesi di manifestazione di piazza, di strategia ostruzionistica in aula, di pressione alla ricerca di franchi tiratori nella maggioranza per raccattare i 36 voti necessari per far passare qualsiasi provvedimento. Veniamo alla cronaca. A Palermo una lite dello scorso settembre tra donne finita a colpi di pistola nel quartiere di Ballarò porta a 3 arresti. Il tutto sarebbe nato per questioni legate a motivi passionali. Sentiamo Marco Gullà. Una lite tra donne di 2 famiglie di parenti avvenuta lo scorso settembre a Palermo tra via Porta Sant'Agata e via Angelo Musco nel quartiere Ballarò ha portato agli arresti in carcere e domiciliari di 3 persone. In manette sono finiti Pietro Madonia, 54 anni, e Antonino Serio, di 38, nonché gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per Nunzio Madonia, 22 anni. Gli indagati sono accusati di pubblica intimidazione con uso di armi, porto d'armi o oggetti atti ad offendere, porto e detenzione illegale di armi da fuoco e lesioni personali. I fatti risalgono al 4 settembre scorso. La vittima, un 44enne imparentato con il 54enne e il 22enne, era finito al civico con delle ferite d'arma da fuoco a un fianco e a un braccio. Poco prima, come segnalato anche da alcuni testimoni al 112, c'era stata una sparatoria tra via Porta Sant'Agata e via Angelo Musco, dove un soggetto a bordo di uno scooter aveva esploso almeno 5 colpi contro un altro uomo. Si trattava dell'ultimo atto di una furibonda lite scaturita tra alcune donne appartenenti ai 2 nuclei familiari interessati, legata a rancori e vecchie questioni verosimilmente di natura sentimentale. Tra testimonianze e video delle telecamere di sorveglianza della zona, i carabinieri hanno ricostruito l'intera vicenda fino ad arrivare agli arresti odierni. Un pezzo di Catania che se n'è andato con l'incendio alle ciminiere, 17 milioni danni stimati per la distruzione del Polo C con appunto l'annesso teatro. Sentiamo Tonino De Mana. Sopralluoghi dall'alto e dal basso mentre si spengono gli ultimi focolai. L'incendio alle ciminiere è una ferita ancora aperta nel cuore di Catania e dei catanesi. 2 sale congressi da 1200 e 600 posti sono andate distrutte, con il Polo C1 inagibile ed interdetto, ad eccezione degli addetti ai lavori, nella fattispecie i vigili del fuoco o chi è preposto alle indagini. Nella zona interessata dal rogo erano in corso lavori di manutenzione straordinaria. L'incendio è partito dall'esterno del teatro, si è propagato lungo l'involucro ligneo che avvolgeva la struttura e ha aggredito la cupola, che ad un certo punto è collassata. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta, 2 i reati ipotizzati, incendio e disastro colposi. In attesa che la magistratura faccia il suo corso, non restano che i ricordi di chi ha lavorato in quei luoghi, di chi ha trascorso parte dell'infanzia o, andando ancora a ritroso nel tempo, di chi ha vissuto la trasformazione delle ciminiere. È una grande storia quella delle ciminiere, purtroppo anche forse dimenticata, perché addirittura tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento divenne il più grande e importante polo di raffinazione industriale dello zolfo. Noi fummo catanesi esportatori, i primi esportatori nel mondo di zolfo. Addirittura c'erano degli artisti che andavano anche a disegnare queste ciminiere, queste locali. Ci sono delle incisioni molto belle. È un pezzo di storia di Catania che se ne va. Si lavora per salvare il salvabile. Le apparecchiature che vedete si trovavano negli uffici lambiti dalle fiamme. Sabato intanto riaprono i musei delle ciminiere, mentre il Christmas Town si svolgerà regolarmente.
7 le persone denunciate tra imprenditori e committenti, 118.000 euro le sanzioni amministrative. I controlli dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro hanno scoperto nel Ragusano lavoratori in nero e violazioni sulla sicurezza. Veronica Barbarino. 7 aziende della provincia di Ragusa sono finite nel mirino dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro. L'operazione, che ha interessato cantieri edili, aziende agricole e locali della ristorazione, ha portato alla luce una realtà preoccupante. 8 lavoratori in nero su 35 e gravi violazioni delle norme di sicurezza. E ancora mancata formazione del personale, assenza di visite mediche obbligatorie e dispositivi di protezione, fino alla totale mancanza del piano operativo di sicurezza e del documento di valutazione dei rischi. Irregolarità che in 5 casi su 7 hanno portato alla sospensione immediata delle attività per evitare ulteriori rischi ai lavoratori. La linea dura adottata dai militari ha portato quindi a 7 persone denunciate tra imprenditori e committenti e 118.000 euro di sanzioni amministrative totali. I controlli dell'Arma per il contrasto del lavoro nero e le violazioni in materia di sicurezza non si fermeranno. I carabinieri infatti annunciano nuove verifiche su tutto il territorio provinciale per tutelare chi lavora onestamente e promuovere una cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro. A Messina, presidio dell'Unione Inquilini insieme ad universitari Sunia che alzano il livello dell'attenzione sull'emergenza abitativa in città, un fenomeno che si incrocia con la mancanza di alloggi soprattutto per gli studenti fuori sede. Sentiamo Francesco Triolo. Un'emergenza dettata dai numeri evidenti che testimoniano come il problema casa sia in aumento. Caro affitti, sfratti forzati rappresentano ormai condizioni strutturali. A sottolinearlo l'Unione Inquilini insieme ad universitari e Sunia. A Messina si registra un aumento del 13,77% degli sfratti, con 190 provvedimenti e 73 esecuzioni forzate nell'ultimo anno. E nel 90% dei casi il motivo è la morosità. A Messina il dramma si tocca con mano. Messina è una città con salari bassi, con redditi bassi e con una disoccupazione, un tasso di disoccupazione molto alta, e il 90% degli sfratti sono per morosità. C'è anche chi non vuole affittare. Sì, non vuole affittare per una questione di garanzie, perché ritengono che sia le famiglie numerose sia le famiglie con portatori di handicap poi diventino un problema se eventualmente dovessero provvedere allo sfratto. Tutto questo in una città che dall'ultimo censimento di Arismea avrebbe circa 20.000 alloggi sfitti e che sta lottando per il ricollocamento di 1.600 famiglie che ancora vivono in baracca e che devono trovare una sistemazione per procedere con il risanamento. E in una città universitaria dove i posti letto per gli studenti sono appena 300 a fronte di 10.000 fuori sede che vanno ad alimentare il mercato degli affitti. Ecco il perché del presidio sotto quella che dovrà essere una nuova casa dello studente, l'ex Hotel Riviera. Una breve pausa e poi ci occuperemo della cosiddetta fuga dei cervelli, ovvero tanti giovani studenti e universitari costretti a lasciare appunto la propria casa per andare a studiare fuori sede. Sono migliaia ogni anno gli studenti o i laureati che lasciano il sud, una grande fuga che ha un costo enorme per il meridione. Sentiamo Lorena Dolci. Ogni anno 134.000 studenti e 36.000 laureati abbandonano il sud per andare al centro-nord. Lo dice il Focus Censis Conf Cooperative. Una grande fuga che al mezzogiorno costa oltre 4 miliardi. Nel 2022 23.000 laureati al sud hanno scelto le regioni del centro-nord per inserirsi nel mondo del lavoro. Nel 2024 altri 13.000 sono andati all'estero. I conti sono presto fatti. Se ogni laureato rappresenta un investimento di 112.000 euro dall'asilo nido alle elementari fino alla pergamena, il totale fa una perdita di 4,1 miliardi di euro. Soldi investiti dal sud per formare una classe dirigente che poi li restituisce altrove.
Roma, Milano e Torino sono le città universitarie più ambite dagli studenti che se ne vanno dal sud, con un'altra conseguenza, che dalle casse degli atenei meridionali sono evaporati 157 milioni di euro, mentre quelle del centro-nord registrano 277 milioni di incassi. Una perdita sociale, economica, demografica e culturale, una fuga silenziosa che svuota interi territori, che adesso però segna un'inversione di tendenza. Sabato a San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento, nasce il Diritto di Restare, movimento che riunisce 44 associazioni per dare finalmente voce ai giovani decisi a tornare nella propria terra. Al Palacongressi di Agrigento l'apertura della nuova stagione teatrale Scena il malato immaginario, diretto da Salvo Ficarra con le musiche di Lello Analfino, un grande classico che torna a parlare dal presente. Davide Sardo. Sold out e applausi a scena aperta al Palacongressi di Agrigento per l'apertura della nuova stagione teatrale. In scena Il malato immaginario di Molière con la regia di Salvo Ficarra e le musiche di Lello Analfino. Un debutto travolgente che inaugura la rassegna Riflessi culturali. Biglietti esauriti in pochi giorni per uno spettacolo che intreccia fedeltà al testo classico e sensibilità contemporanea. Una storia che continua a parlarci di fiducia, medicina e fragilità umana, con un linguaggio ironico e sorprendentemente attuale. Molière si scaglia contro la medicina e soprattutto i ciarlatani della medicina che fra l'altro ai loro tempi abbondavano anche allora. Io sento notizie e altre del giornale di gente che si spaccia per chissà che, combina danni, e lo spettacolo parla di questo, parla di un malato immaginario che ha le prese con diversi medici, con diversi farmacisti che gli spillano soldi a non finire, e mi pare insomma storia di oggi. Sul palco un cast corale e affiatato guidato da Tosto che dona allo spettacolo un'energia autentica fatta di ritmo, complicità e passione condivisa. Una serata memorabile, abbiamo aperto la stagione nel migliore dei modi con uno spettacolo colto ma soprattutto umoristico, comico, la gente si è divertita molto e dobbiamo dire che meglio di così non potevamo cominciare. Un debutto che segna nel migliore dei modi l'apertura della stagione teatrale agrigentina. Pubblico entusiasta, atmosfera di festa e un segnale forte di vitalità culturale per la città. Una breve pausa, la pagina dello sport con il calcio, prima trasferta da capolista per il Catania domani pomeriggio a Casarano. Eccoci al calcio, prima trasferta con i galloni da capolista per il Catania che domani pomeriggio a Casarano affronterà una partita difficile contro una formazione che perde da 4 partite consecutive. L'allenatore rossazzurro ha sottolineato le difficoltà del match proprio durante la consueta conferenza stampa. Sentiamo Francesco Triolo. Il difficile viene adesso, lo ha detto anche Mimmo Toscano ieri sera nel presentare la partita di domani a Casarano. Confermarsi in vetta è più complicato, occorre continuità, compattezza, lo stesso entusiasmo che ha caratterizzato questa prima settimana da capolista. In Puglia domani non metteranno il tappeto rosso, il Casarano è reduce da 4 sconfitte consecutive e ha voglia, ma anche necessità di rialzarsi. Nonostante questo, nonostante le 4 sconfitte, ho visto una squadra che è sempre creato. Anche nell'ultima gara contro il Cosenza, nonostante la sconfitta pesante nei numeri, ha creato pericoli costanti al Cosenza. Noi dobbiamo guardare la nostra prestazione, ripeto, l'abbiamo preparata come ogni settimana bene, nei minimi dettagli, nei singoli dell'avversario, nel gruppo. Fare i puntati soprattutto sull'ex Chirico, ma non solo. Toscano per il resto cerca di guardare in casa propria. L'assenza di Gherardi rende in un certo senso obbligata alla conferma della difesa vista con l'Altamura. Qualcosa potrebbe cambiare in mezzo al campo dove Quaini e Di Tacchio sono in diffida. Non è escluso che anche davanti possa esserci qualche novità, visto che D'Ausilio, ma anche Forte e Rolfini hanno dimostrato al tecnico che vogliono una maglia da titolare. Tutti vogliono giocare, tutti sono pronti per partire dall'inizio, per subentrare, e questo mi fa stare molto tranquillo e sereno. Questo è quello che voglio. Poi le scelte in base alla partita, in base al momento, si metteranno sempre in campo i 16 calciatori per far vincere il Catania.
E la forza del Catania è proprio questo, una panchina lunga che consente a Toscano di scegliere anche a gare in corso. Appuntamento domani dalle 14 su Telecolor con diretta stadio e 3 ore live da Casarano, calcio d'inizio alle 14:30. È il momento di continuare sulla striscia di risultati positivi per Trapani e Siracusa, entrambe attese da trasferte in Basilicata. I Granata giocheranno domenica a Potenza, il Siracusa sabato a Picerno. Francesco Triolo. Agganciata alla zona playoff, il Trapani non vuole più mollarla e a Potenza anzi ha l'occasione per consolidarla. Di fronte si troverà una formazione che ha appena vissuto una sorta di rivoluzione dirigenziale con l'arrivo di Giuseppe Di Bari come direttore sportivo, una figura che proprio da questa settimana dovrà valutare soprattutto la posizione dell'allenatore Pietro De Giorgio, al quale è stata rinnovata la fiducia a termine sia domenica, ma già circola con insistenza il nome di Gaetano Fontana per la panchina. Il Trapani invece è sulle ali dell'entusiasmo, le 3 vittorie consecutive valgono tanto anche perché a fine mese potrebbe arrivare una nuova penalizzazione e quindi occorre mettere fieno in cascina. Aronica anche domenica non dovrebbe cambiare molto, difesa a 4, l'unica novità è dettata dalla squalifica di Giovanni Di Noia con Palmieri che dovrebbe sostituirlo a centrocampo. A Siracusa invece si sta cercando di risalire pian piano mettendosi alle spalle l'avvio difficile di campionato, la società e il tecnico hanno fatto quadrato, le 2 vittorie nelle ultime 3 partite hanno dato un pizzico di entusiasmo e consapevolezza. Sabato a Picerno c'è la ghiotta occasione per dare continuità ai risultati e lasciare magari l'ultimo posto in classifica. Turati spera di recuperare Di Paolo che potrebbe partire dalla panchina con la conferma dell'11 vittorioso contro il Latina. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, vi ricordo la prossima alle 14 e buona giornata.